Giovanni, nato a Budusò, emigrato in Francia, per disgrazia pure perché non volevo mai emigrare, ma c'era il lavoro, diciamo lavoro, che siamo stati costretti. Dopo tantissimi anni che eravamo in Francia, una volta guardando il computer con mia moglie, abbiamo sentito un gruppo, conosciuto un gruppo di nulle. Abbiamo ascoltato, ci ha fatto anche piangere, per dire la verità, ma di contentezza, mica di altro. Un gruppo che non abbiamo mai conosciuto, vi potete immaginare, abitando in Francia. Abbiamo capito che era della Sardegna, perché nulla credo che si trovi in Sardegna. E quando tira qui, tira qua, abbiamo cominciato a vedere dei nomi, una certa Amalia Satta, io mi chiamo Satta, e un'altra certa che non mi ricordo bene, ma si chiama Manca, di nome di famiglia è Manca. E ho detto a mia moglie, questa, e ho detto, e mia figlia, possiamo fare parte di questo gruppo, ho detto il nostro gruppo, perché quella è mia figlia Maria Satta, e mia moglie, sempre per scherzare, dopo un po' ha visto questa Manca, e allora ha detto anche il mio gruppo, perché c'è mia figlia, questa certa Manca. Ecco la vera storia. Di là abbiamo incominciato a permetterci di intervistare, di informarci tramite il computer al signor Walter Dore, dei primi nomi che abbiamo trovato. Ci siamo messi in contatto sempre individualmente così. Ecco com'è nata la nostra storia. È un gruppo che mi è piaciuto sia nel ballare, sia nel senso di come ci siamo conosciuti parlando così, delle risposte che mi davano, delle simpatie che ho risentito. Più di quello non vi posso dire, per me, io e mia moglie eravamo della famiglia. Malgrado che non ci conoscevamo, mi sono innamorato, se permettete di dire questa parola, del gruppo di nulle e di nulle, che non c'ero mai stato neanche a nulle, ero stato lavorando vicino a nulle, nelle foreste, prima di partire in Francia. E così è nata questa nostra storia bellissima, che dopo vi ho visto in video, grazie al signor Walter, che me ne ha mandato, che abbiamo spesso seguito. Io nel mio computer c'ho tutto nulle, o quasi. Certe che non si mettevano in computer, perché io le prendevo subito e le mettevo a parte. Avevamo fatto una promessa con mia moglie di poter venire quest'anno al secondo anniversario vostro del vostro gruppo. Invece mia moglie non è potuta venire e sono venuto io per tenere questa promessa, che mi fa tanto piacere e che avrebbe fatto piacere a mia moglie, ma se ci sente da qualche parte sono sicuro che è contento. Ecco la mia storia, sono felicissimo, più di questo non vi posso dire, più contento di così non potrò più essere nella mia vita. Questo è un ricordo che avevo mandato con mia moglie, che le ho mandato perché non sapevamo se un giorno ci riusciva a venire e ve l'avevamo anticipato. È un piccolo ricordo del club dove lavoravo io, in ringraziamento della vostra amicizia. Rec. Ma te ne vale sui video. Più contento di così non mi posso essere, perché sono a nulle.
Ma di Nulle prima di tutto il folklore di Santa Maria Bambina di Nulle e dopo tutti gli abitanti di Nulle. Voilà. Lo posso dire anche in francese? Sì. Voilà. Alors je salue bien le folk de Nulle, Santa Maria Bambina et tous les habitants de Nulle, des hommes et des femmes. Et j'espère que tout le monde soit content de ce que je dis, comme moi je suis content. Ballare,